Inizialmente si parlò di calzini umidi a differenza dell'interno delle scarpe che sarebbe stato in buone condizioni. Domanda logica ovviamente: come è possibile tutto questo? O non è possibile, oppure le scarpe vennero apposte dopo. Qualcuno invece parla di differenza di temperatura fra il primo luogo di conservazione e il parco che avrebbe creato della condensa. Quindi quella situazione dimostrerebbe il trasporto di Liliana da una stazione iniziale a una finale. Altro discorso, poi invece nella seconda relazione si disse che la pelle della cute era raggrinzita e nerastra, anche in questo caso però a differenza delle scarpe asciutte. Quindi qualcosa non è mai tornato, questo prescindendo dal discorso che le scarpe erano in ottime condizioni. Perché i lacci dovrebbero essere stati tolti e poi rimessi? Questa è una delle domande che adesso ci si potrebbe anche fare. Una delle risposte potrebbe essere che inizialmente al collo, invece del cordino, venne apposto il laccio della scarpa. Poi, per simulare in modo credibile il suicidio, il laccio della scarpa venne rimesso alla scarpa e venne tirato fuori il cordino. Le scarpe ritrovate addosso a Liliana sarebbero queste qui, però a me dal colore viene qualche dubbio che possano essere loro. Qualcuno ipotizza allora che siano scarpe appena comprate e quindi là ci siano messi dalla fabbrica male, a parte che ovviamente viene normale pensare che la persona che acquista le scarpe se le sistema, ma in questo caso potremmo fare delle altre ipotesi, perché Gabriella tempo fa sostenne che secondo lei in casa di Liliana mancava qualche paio di scarpe, quindi che forse le aveva portati lei via quel giorno. Allora potremmo anche pensare che le vere scarpe contenevano impronte di un luogo preciso e andavano fatte sparire e vennero sostituite con delle scarpe nuove che sarebbero queste. Quindi anche in questo caso la teoria quadrerebbe e si spiegherebbe pure perché le scarpe sono così immacolate nonostante aver percorso lo sterrato e soprattutto essere state esposte diversi giorni alle intemperie di Trieste.